E in onore al nostro ospite di questa sera riprendiamo con la zanzara 800 24 0024. Beh, abbiamo messo le note di una canzone a lui molto nota e credo anche molto gradita, vero, sì, caro Galan? Buonasera, Giancarlo Galan. Buonasera, Galan. Applausi finti di sottofondo, grazie per cortesia, come nei migliori regimi. Benvenuto. Buonasera. Si senta a casa sua qui con noi in mezzo ai due ladroni. Guardi che l'abbiamo messo, senta che l'abbiamo messo. Senta, canti con noi a squarciagola. Bei tempi. 30 anni fa. È tornato Berlusconi. 20 anni fa. Erano 18. C'era la TV in bianco e nero ancora. Erano 18 anni e a quei tempi tutti gli altri. Casini era già un vecchio della politica. Ecco qua subito il primo giusto. Vero, questo quello lo considero giusto perché Bersani era lì da una vita a fare il presidente dell'Emilia. Per cui in fin dei conti dice che Berlusconi è un giovane nella politica. Beh, quello che la fa da meno tempo. E dunque quelle accuse che fanno oggi, Berlusconi torna in campo, il vecchio che ritorna, Casini lo dice, oddio che paura. Beh, un po' vecchio però, Bossi e Berlusconi tornano. Pensi che se fosse rieletto Presidente del Consiglio nel 2013, lo sai quanti anni avrebbe, diciamo, se l'età di Monti, insomma. Beh, no. Beh, adesso ho capito che lei oggi gode come un pazzo a queste... Ma come mai? Dica la verità, era tanto che non godeva così, dica, in tutti i sensi. Dica. È abbastanza vero. Devo dire è meglio di un orgasmo. Mi dica che è meglio di un orgasmo. Sì. Come no? Sì. Molto di più perché erano anni che non godevo così. E dura moltissimo. Il fatto di vedere, per esempio, tutti quelli che avevano già impostato la loro vita, la loro carriera, le loro speranze. Se la sono presa nel... Ecco. Come si dice a Eton, se la sono presa e li vedi sedere. Tutti preoccupati. Ma chi è più preoccupato che ce n'è tanti. No, però facciamo i nomi su. Il primo è preoccupato. Ma basta leggere, ad esempio. Ma basta leggere le dichiarazioni, basta tirarle fuori adesso con internet, si tirano fuori con grande facilità. E basta vedere tutti quelli che sembrano esultavano. Sembrano tutti contenti dell'ascesa in campo. Adesso sì. Perché pensavano di aver seppellito il nonno, no? Perché pensavano che non ci fosse più quel problema. Perché con Berlusconi, in realtà con Berlusconi che torna, tutti a casa, molti a casa. Non spero di sì, qualcuno. Spero. Insomma, ma chi ad esempio? Chi? Quelli che avevano, guarda, neanche se mi torturi farò un nome. Sì. E perché? Tutti quelli che ormai si erano impostati, avevano relazioni, amicizie sul futuro senza Berlusconi. Quelli che hanno in mano il partito. Quelli che speravano di averlo domani. Scusi un attimo, ma povero Alfano, diciamo la verità, poverino Alfano. Ma io credo che insomma, non è bello, io credo bello. che Alfano sia, a meno dovessero chiedere a me, il segretario del partito ideale. Cioè non fa niente, va lì ogni tanto. a via dell'umiltà. Sono quelli che contano, i segretari un tempo contava. Sì. Un tempo contava molto di più tempo, essere segretario che non essere ministro ancora adesso. Però non è un numero uno, diciamo la verità, diciamola tutta. È un numero uno che si è trovato di fronte a un fuoriclasse. Berlusconi. Quindi però ha ragione Berlusconi, non ha il quid, non ha il carisma, non ha, diciamola tutta. Ma vediamo, no, io credo che ce l'abbia. È solo che si trova di fronte a uno che ha un quid grande così. È così. 800 24 0024 è molto chiaro come la pensa Galan sulla ridiscesa in campo di Berlusconi. Cioè non c'è nessuno scandalo per l'età, non c'è nessuno scandalo per il fatto che ha fatto il Presidente del Consiglio più volte. Il fatto è che c'ha il consenso. Io su questo sono d'accordo. Chi ha il consenso ha il consenso. Alla fine si vota. Secondo i sondaggi. Se uno prende i voti governa e se non li prende va a casa. Ma li prende ancora Berlusconi i voti? Vediamo. Secondo me sì. Guarda, io quello che dico è che comunque nessun altro nel centrodestra prende gli stessi voti che prende Berlusconi. E su questo non c'è dubbio. Ecco, quindi gioco forza. Fortissimo, bravo. Lei davvero pensa che gli italiani ancora ci cascano un'altra volta? Dopo 3.340 giorni di governo Berlusconi, ripeto, 3.340 giorni di governo Berlusconi, diciamo la verità, in cui si è fatto ovo, come si dice in Toscana, di liberale. Intanto ha avuto la classe rara in politica di chiedere scusa agli italiani e di ammettere di non aver fatto quello che aveva promesso. Ma allora, perché uno dovrebbe crederci questo non oggi? Si è mai successo. Uno dice torno in campo dopo 20 anni, la rivoluzione liberale, 3.340 giorni di governo, perché uno ci deve credere ancora? Perché se per esempio comincia a circondarsi di liberali invece che di statalisti o di ex missini, magari, o di servi, possiamo farlo. O anche ex missini, cioè la Russa, Gasparri, capito? Quelli che credono nell'economia sociale di mercato e non nel liberalismo. Gli ex missini, diciamolo tutta. Sì. Per forza. Diciamo. Più liberali, meno ex socialisti ed ex missini. Sì.
800 24 0024, andiamo a sentire. No, ma che mi dica. No, per fare la rivoluzione liberale la prima cosa che serve sono i liberali, no? Mica la puoi fare con Tremonti. Scusi, però mica la puoi fare con chi crede è un nome l'ha fatto già, mica la puoi fare un nome con... ho sbagliato, però quello è scontato. Ma ormai era troppo tardi, mi esce dal cuore. Mica la può fare con la russa la rivoluzione liberale, no? È difficile. Anche con Gasparri è difficile. Anche con Cicchitto. Dai che fate tutti i nomi adesso. 800 24 0024. Ma lei la sapeva la canzone di Forza Italia? La sapevo, però io non canto, perché ci sono due cose che proprio non faccio per decenza. Mai per decenza. L'amore? E la seconda? Quello me lo sono dimenticato, magari. Com'è? È il primo orgasmo, quello della notizia di Berlusconi, dopo quanto tempo? Dopo quanto tempo? 2 anni, 3 anni. Le due cose sono cantare e ballare, perché sono una cosa infame. Da quanto tempo è che non fa l'amore? Scusi, se mi faccio gli affari suoi. Se sentiamo nel privato. Un anno. Però lei è un liberale, ce lo può dire? No, non è tanto. Questa è liberale anche questo, poco. Ho avuto la gamba ingessata, ma ha creato qualche problema. Perché con quello non si può fare. Prova. È acrobatico, però è buono quello, È acrobatico. Tu parli perché sei più giovane. Perché sei più giovane e pesi la metà. 800 24 0024, questa è la Zanzara con Giancarlo Galan, molto molto contento, devo dire, non lo vedevo così da tempo. Sì, mettiamo Forza Italia di musica perché è fondamentale. Forza Italia per essere liberi. E Forza Italia. Questo è buono, per fare e per crescere. Questo è buono, Questo è molto buono, sì. Per fare e per crescere. Però, diciamo la verità, questa canzone ha fatto epoca, Galan, questo non c'è dubbio, cioè, ha fatto epoca, no? Tante cose hanno fatto epoca. Tante cose. Tante. Lei come lo chiamerebbe il partito? La Sant'Anchè ho già detto il partito della rivoluzione, una cosa di questo tipo. No, non mi piace, intanto non metterei mai il nome partito, mai. E Berlusconi è stato il primo a non metterlo, perché tutti pensavamo a quello. E metterei in qualcosa che richiama la libertà, dopo non lo so, dovrei probabilmente... Che ne so, dia un consiglio a Berlusconi. Ma no, non sono in grado di dirlo, c'ha 1000 volte più fantasia di me, come anche... Come è evidente, come è dimostrato. Insomma, quando lui mi disse il nome del nuovo movimento, guarda, è anche una ricorrenza. Quale? Forza Italia o Popolo della Forza Italia. Sì. Era proprio questa epoca, fine luglio del 1993. 1893. E lui mi disse proprio il nome del Forza Italia. Disse Forza Italia, dico siamo rovinati, sembra un incitamento alla squadra di calcio. Come dire, vedi, tu non capisci niente e vedrai che funziona. Io pensavo che avremmo preso il 2%, invece abbiamo cambiato. Galante, scusi, però se mi dice questo, Berlusconi avrebbe dovuto metterla da parte, caro Galante, adesso si faccia da parte. C'è caso che lo faccia anche adesso, ma però lei vuole ricandidarsi. Non si può mica pensare che tutti abbiano la sua fantasia. Io non ho mai fatto il parlamentare. Appunto, così tanto per provare. È venuto il mio momento. È venuto il mio momento. Ma questo si può dire. Ma noi lo sosteniamo, adesso la danneggeremo sicuro, però sosteniamo. La Zanzara sostiene la candidatura di Giancarlo Galan nel 2000. Sa in America come si fa? Galan nel 2013. Candida Galan. Oh Silvio, candida Galan. No, però effettivamente lei se l'aspetta. Sì, lo dica. Lo dica. Sì, me lo aspetto. Dopo tutto quello che ho fatto per te, mi aspetto. No, perché c'è tutto quello che ho fatto per te? No, dopo tutto quello che ho fatto sono stato ampiamente ricompensato. Perché, ha fatto il governatore. Per 15 anni il governatore, 2 volte il ministro. Però me lo aspetto. E lo farebbe meglio di La Russa, probabilmente. Ma non lo so. Così può evitare di vendere la barca. Così può evitare di vendere la barca. Questa famosa storia della barca che l'ha perseguitata a lungo. Chiariamola una volta per tutte. Una volta per tutte. La chiarezza per tutti gli elettori del Veneto, dell'Italia del Nord, dell'Italia non è una barca, è una barchetta. Ecco, appunto, non è una barca. Una barchetta, è una bella barca da pesca. No, una barca veloce da pesca, un Boston Whaler del 1991. Che lei vuole vendere? No, piccola. Voleva vendere. Ma non mi pagano niente, non mi danno niente. Ecco, per questo. Allora tanto vale che lo tenga. Allora, mi tengo la barca, questa è la cosa. Ma è vero che andava a pesca di tonno? Sì, andavo a pesca di tonno, di tante altre cose, andavo a pesca, me la cavavo bene. Va ancora a pesca? Molto poco. Come mai? Non lo so, un po' da quando è nata la mia bambina 5 anni fa. Si chiama Margherita, peraltro. Margherita. Come la figlia di Parenzo? Ho un po' meno tempo, ci penso meno, mi diverto quasi di più a stare con lei, andare al parco, andare in giro al parco come ma i tonni erano grandi, i tonni erano grandi. Allora quando pescavo io erano molto grandi. Quanto pesava un tonno? Pesavano dai 250 ai 300. Più di lei, sì. Signor Cruciani. Un pochino di più. No, io sempre in realtà si è messo meglio.
sempre avuto l'idea di un Galan, un omone pesante. Mi vedo sullo schermo e mi appare un'immagine inquietante. No, che inquietante, no, assolutamente. Tra l'altro, voglio dire, cioè, è dimagrito anche recentemente, no? Sì, un chilo e mezzo. Io sono attento a queste cose. Un chilo e mezzo. Però torniamo un attimo alla russa. No, Vincenzo da Reggio, voglio sentire Vincenzo da Reggio Calabria. 800 24 0024, tra poco torniamo con Galan. Vincenzo è il nome di un fratello della russa. Signor Sia, voglio come il primo. Pridovini lo stato così. Vada. Pronto, buonasera Cruciani, buonasera Galan, buonasera Sì, i preamboli non ci piacciono, lo so che non mi piacciono, vada. Come? Vabbè, vada, tranquillo, non si preoccupi. Niente, praticamente avevo chiamato prima che intervenisse Galan, perché mi stupisco sempre di più e mi pare ancora più paradossale che una trasmissione come la sua al giorno d'oggi si debba occupare ancora del tema dell'omosessualità. Oddio, con questa cosa. Ma fino adesso non abbiamo parlato. Mi spiego meglio, Cruciani, non fraintenda, nel senso che dovrebbe essere assodato, dovrebbe essere un diritto ormai guadagnato, sancito, invece ancora oggi siamo a questo punto, sempre con persone vecchie che pensano di poter gestire la vita degli altri e soprattutto le cose private degli altri. Ma lei ha ragione, Vincenzo, però il problema è che ancora nel nostro paese ci sono un sacco di pregiudizi, come dimostra questo manuale per i carabinieri, che secondo me è una vergogna, anche se probabilmente il comando dei carabinieri non ne sapeva nulla, sono vecchi manuali e che sono venuti fuori adesso perché qualcuno l'ha scovato, ma in realtà io credo che non è che il comando dei carabinieri fosse consapevole di quello che c'era in questo manuale per la preparazione. Poi da questo punto di vista Galan è oltre, ha già detto da noi che è favorevolissimo al matrimonio gay, addirittura all'adozione. È un vero liberale. Anzi, un nuovo centrodestra. Berlusconi dovrebbe tirar fuori queste cose, Galan, finalmente, che sono maggioritarie nel suo elettorato, perché diversi sondaggi dimostrano che gli elettori del centrodestra, anche uno recente pubblicato sul Giornale, sono molto più favorevoli alle coppie omosessuali o al matrimonio gay, chiamiamolo come vogliamo, rispetto ai dirigenti dello stesso PDL. Non mi meraviglia affatto questa cosa. D'altra parte le battaglie per i diritti civili non capisco francamente perché debbano essere lasciate alla sinistra, che storicamente, almeno il Partito Comunista ai suoi tempi, era il più assolutamente bigotto, se si può. Pensiamo a quello che avveniva in Unione Sovietica con gli omosessuali. Ma non solo, ma anche le posizioni italiane, insomma, non capisco un centrodestra, una destra intelligente, guarda. Ma gli ex missini allora lanciamo una cosa, il nuovo partito, come si chiamerà, eccetera, dovrebbe fare proprio la battaglia sul matrimonio gay, diciamola tutta. Io credo che dovrebbe farsi carico non soltanto di questo, ma anche di tante altre battaglie civili. Questo è uno dei punti da mettere. Io spero che la cosa che a me ha dato dolore, vero dolore, la morte di Lucio Dalla, e non una lira del patrimonio, nulla. È andato a chi viveva con lui da 10 anni, ma sarà civile questo. Aberrante. Io ma allora scusi, il nuovo PDL ad esempio, tra ricandidare, faccio un nome a caso, Cosentino, e candidare una bella lesbica liberale ad esempio, che cosa sceglierebbe Galan? Ci vuole un simbolo anche, bisogna candidare qualcuno come simbolo di questa cosa, di questa battaglia. I simboli tra una bella lesbica liberale e Cosentino. Non ce ne dovrebbe essere mica bisogno. E poi non dovrebbe, posso dirla fino in fondo. Sì. Io credo che di omosessuali e di lesbiche ci sia nel PDL la stessa percentuale che c'è nella sinistra, la stessa percentuale. E perché non vengono fuori? Che perché c'è non fanno società. coming out? E chi lo sa? Non lo so. Ma ci sono, Lei l'ha conosciuta personalmente? Sì, ma non ve lo dico neanche sotto tortura. 30 secondi, in Parlamento è pieno del PDL. Ce ne sono. È come nella società. Ma Cosentino lo vuole rivedere in Parlamento o no? Ad esempio? Immaginiamoci, Alfano, che ha vissuto per quasi un anno nella speranza di poter essere incoronato da Berlusconi, poi a un certo punto, di fronte ai sondaggi, di fronte al quid che manca, di fronte al fatto che Berlusconi non è convinto, probabilmente anche per una mancanza di carisma, è costretto a dire oggi le frasi. Le vogliamo risentire le frasi di Alfano di oggi? Perché le frasi di Alfano di oggi sono significative. Alfano dice a un certo punto: qualcuno chiede a Berlusconi di ricandidarsi, alla fine questa ricandidatura ci sarà al suo fianco. Una cosa un po' penosa, devo dire la verità, sentiamo. C'è un gran movimento di sostegno alla ricandidatura del presidente Berlusconi, in tanti lo stanno chiedendo ed io sono tra questi. Per chi come lui
è stato il protagonista di questi anni ed è stato detto su di lui nell'autunno scorso che lo spread era colpa sua, che la crisi economica era colpa sua. Credo sia giusto e legittimo chiedere un giudizio al popolo italiano sulla storia di questi anni e su una nuova chance di governo. In tanti glielo stanno chiedendo e credo che alla fine lui deciderà di scendere in campo. Beh, devo dire la verità, se sentiamo alcune frasi di Berlusconi, non sarò mai più premier, che è successo dopo? Si è reso conto di essere ancora più forte, di essere ancora un fuoriclasse, sondaggi alla mano e dati alla mano, che è successo a un certo punto? I sondaggi non credo tanto che siano stati i sondaggi dati alla mano, questo, insomma, a pensare che Berlusconi prende più voti di chiunque altro candidandosi fra di noi, insomma non ci vogliono i sondaggi, si capiva. E dunque che è successo? E alla fine probabilmente anche di fronte al cattivo andamento del nostro partito ha capito che per tenerlo unito e poter presentare agli elettori un'offerta doveva. Ma questo è lo stesso partito, Galan, che sta appoggiando il governo Monti, quindi adesso non è che si può fare la campagna contro Monti, Berlusconi anti-euro. Di che parliamo? Non anti-euro, contro le tasse. Ma è stato anti-euro Berlusconi. No, però non è che si potrà fare una campagna elettorale. Ha detto una frase che ha spianato la strada anche a Monti per lei è uomo di mondo e uomo di tonno. Sa perfettamente più di noi, uomo di mondo e uomo di tonno. Perché per la sua capacità. Le primarie sono finite a questo punto? Servono ancora? Se si candida Berlusconi. No. Chi è il pazzo? Io non mi candido di sicuro. Appunto, lei non si candida più perché lei aveva detto che si poteva candidare. Dunque, pazzi tutto quello che vuoi, ma masochisti, no? Dunque, diciamo, se si candida Berlusconi, se è confermato, no, se mi candido, adesso la dico seriamente. Sì, seriamente. Se c'è Berlusconi, non c'è bisogno di avere qualcuno a rappresentare l'area liberale del PDL, perché basta benissimo lui. Quello è la prima cosa, ma le primarie sono inutili, però. Le famose primarie sono inutili, diciamo la verità. Chi è che sfida Berlusconi alle primarie? Qualcuno però tutti potrebbe anche farlo. Tutti dicono che le primarie sono finite in questo caso. Non c'è stato anche qualcuno che ha sfidato Prodi quella volta? Vabbè, erano farlocche le primarie. Sì, erano farlocche. Sarebbero primarie farlocche. Appunto. Ad oggi le primarie saltano. Ad oggi, con Berlusconi in campo, le primarie saltano. Credo proprio di sì. Insomma, diciamola tutta, dai. Non si può dire altrimenti. Comunque, io voglio fare un appello al signor Monti. In Sicilia, non c'entra niente con Berlusconi, però bisogna dire una cosa che farà piacere a Galan. In Sicilia ci sono 28.000 persone, ripeto, 28.000 persone, che sono adibite a occuparsi dei boschi, 28.000 forestali, 28.000! Io capisco che Monti non possa agire su questo, perché c'è la Sicilia. Esatto. Però bisogna fare qualcosa da questo punto di vista. Però se vuole può agire sulla Calabria, può agire su tante altre regioni. Attenti però, lo dico, per i forestali di cui stiamo parlando sono operai forestali alle dipendenze della regione. Certo. Non è il corpo forestale dello Stato. Sì, anche lì una bella sfoltita bisognerebbe fare. Sono 10.000 in tutto, meno dei vigili urbani. Ci sono persone che fanno la stessa mansione, che svolgono la stessa mansione. Comunque, diciamo la verità, senza Berlusconi, magari che non svolgono nessuna mansione in molte occasioni. Senza Berlusconi non andate da nessuna parte, questa è un po' la realtà. Andiamo in meno posti, in meno luoghi. In meno luoghi rispetto a forse pochissimi. Però scusi, restate al palo. Torniamo un attimo. C'è anche un problema, il partito degli onesti. No, ma basta con queste storie. So che lei lo vuole dire. So che lei lo vuole dire. Cioè, le persone che sono state condannate. Che sono state condannate. Ma condannate non c'è nessuno in via definitiva. Ma lei vuole rivedere in lista alcune persone? Sì o no? Nel nuovo partito che lei ha in mente, lo può dire tranquillamente. Ma non decide lui. Non voglio fare i nomi di Cosentino. Quando Berlusconi mi ha dato l'incarico di fare le liste del Veneto nel 94, io le ho fatte. Sì. Non c'era una persona con un minimo di dubbio, vorrei poterle rifare nello stesso modo. Questo è il tema. Allora, la cosa è questa. Alfano, mi dica la verità, quando lo vede non sembra più vecchio di Berlusconi? Questo è vero, sembra più vecchio di Berlusconi. Cioè Berlusconi sembra un giovinastro da questo punto di vista. Beh, insomma, non esageriamo, le sa tante doti. Nella politica. Berlusconi, ma quella di sembrare più giovane. No, ma dal punto di vista politico sembra dal punto di vista ovvio, perché ha più fantasia, più innovazione. Sembra più giovane di Alfano da quel punto di vista. Infatti la politica non è una questione anagrafica.
E con questo... E quindi è così. E quindi è così. È così. E il ticket con chi lo può fare Berlusconi? Con una donna? C'è bisogno di fare un ticket? Non ho mai sentito parlare di ticket. Oggi la Santanchè ha detto che dovrebbe essere una donna. A me può essere anche qualcuno di qualche altro partito. Anche un trans può essere, ad esempio. Perché no? No, non lo so, il Popolo della Libertà. Verrà il giorno in cui adesso lo immagino, esatto. Finalmente un non ci porremo neppure questo dubbio. Però oggi purtroppo bisogna porselo questo dubbio. Purtroppo sì. Quindi 800 24 0024, pubblicità, torniamo tra un attimo con la conclusione. Giancarlo Galan da noi ha detto un sacco di cose. E ci svelerà un sacco di bombe. Tutto sulle droghe leggere. A tra poco. Ci vuole, sempre questa canzone in onore di Giancarlo Galan, uno dei fondatori di Forza Italia, perché oggi torna un po' quello spirito, si è sentito oggi quello spirito, mi dica la verità. Sì, io l'ho sentito, io spero che ritorni per davvero, perché al di là delle opinioni che ognuno può avere, è stato un fatto importante, uno dei pochi fatti innovativi. Però 20 anni dopo può tornare la stessa cosa. Dai, su. Dice non è un tanto 20 anni, no? Adesso lo ammetto, ma tanto l'ha ammesso Berlusconi. La rivoluzione liberale mica l'abbiamo fatta. E appunto, ma allora perché dovrebbero crederci ancora? Perché questa volta non ci fregano più, perché questa volta non li mettiamo. Perché questa volta lei dice Berlusconi quelli che ci hanno impedito di farla. E chi sono quelli? Ma sono la Lega? Sono la Lega per una buona parte, gli ex AN per la concezione statalista che hanno, e il ministro di tutta l'economia, la finanza, il socialista Tremonti, statalista Tremonti, che sta facendo che non ha fatto il liberale. Non ci fregate più. Spero proprio di no. Però scusi, pure Berlusconi non ci ha messo molto del suo in questa rivoluzione liberale. No, ci ha messo. Forse gliel'ho rimproverato io stesso. Le aliquote poteva metterci qualcosa in più. In qualche momento è sembrato proteggere più la roba sua che il resto. Proteggere il governo, proteggere il fatto di restare maggioranza, proteggere e difendere e quindi cedere alla Lega tutto quello che chiedeva. Manco le province abbiamo abolito. Ecco, quasi lo fa Monti. Questo è sembrato quasi lo fa Monti. È sconfortante. Quasi. Però allora, come si fa a rimanere? C'è stato un momento, era il tempo del discorso di Onna, non una preistoria fa, 2 anni fa, mi sembra l'invenzione in della cui ruota, avevamo il mondo in mano, avremmo potuto per davvero cambiare l'Italia. E poi non l'abbiamo fatto. Questa è una colpa di molti. È arrivata Rubi, è una colpa anche di Berlusconi. È arrivata la signorina Rubi. Ma quella ci avrebbe permesso lo stesso di cambiarla l'Italia. Anzi, quello forse era l'inizio della rivoluzione liberale. A quella non gliene fregava niente. No, a quella sicuramente quindi avremmo potuto farlo benissimo. Bene, grazie Giancarlo Galan di essere stato con noi. Mi raccomando, con la barca, Riprendiamo ad andare in barca. Questa barca non si vende più in Parlamento. 7 metri. Ma la legge elettorale 7,18. Una robetta. Ma che 7,20? Precisiamolo, perché qua qualcuno ha detto è uno yacht. No, è una barca di 7 metri e 20 che io non vendo più. L'Adriatico è piccolo, anche stretto. Ma quanti posti letto ha esattamente? Ma che posti letto? Non capisci niente. Posto sardina, posto di barca. Grazie a Giancarlo Galan. Grazie a Giancarlo Galan. Grazie a Giancarlo Galan. Grazie.